Eder. Mech. Pallister. Mentre ci avviciniamo al terzo anniversario della misteriosa scomparsa di Liliana Resinovic, un nuovo capitolo si sta per aprire in questo intricato caso. Entro il 15 dicembre, un team di esperti di alto profilo presenterà una superperizia medico-legale alla procura. Questo gruppo è composto dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone, e dall'entomologo Stefano Vanin. La loro analisi sarà cruciale per il giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti, che in precedenza aveva rifiutato la chiusura del caso, ordinando invece ulteriori 25 accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda. Il 2 dicembre, a Milano, questi specialisti si incontreranno per una discussione finale con i consulenti delle parti lese. Un gruppo altrettanto qualificato che include i medici legali Vittorio Fineschi, Stefano De Rico, Raffaele Barisani, Mauro Bacci e l'ex capo del reparto investigazioni scientifiche di Parma, Garofano. Questi incontri sono fondamentali per allineare le diverse interpretazioni dei dati raccolti e per garantire che tutte le prospettive siano considerate prima di finalizzare il rapporto. Nel frattempo, le altre indagini richieste sono quasi complete. Le relazioni sui sacchi neri trovati attorno al corpo e sugli esami dei dispositivi digitali di Liliana sono già state consegnate al sostituto procuratore Maddalena Kergia, che sta coordinando le indagini. Tuttavia, il tassello mancante è proprio il responso medico-legale, che potrebbe finalmente svelare i segreti nascosti dietro la morte di Liliana. Tra i punti chiave della superperizia vi sono la determinazione precisa del giorno della morte e l'eventuale coinvolgimento di terzi. La perizia precedente, condotta dal medico legale Fulvio Costantinides e dal radiologo Fabio Cavalli, aveva stimato che la morte fosse avvenuta tra le 45 e le 60 ore prima del ritrovamento del corpo, avvenuto il 5 gennaio 2022, senza evidenze chiare di interventi esterni. Tuttavia, la nuova squadra di esperti potrebbe confermare queste conclusioni o proporre nuove ipotesi, come quella di una colluttazione prima della morte, apparentemente avvenuta per asfissia. Un altro aspetto controverso riguarda la data della morte. Alcuni dettagli, come la perfetta depilazione, l'assenza di ricrescita dei capelli bianchi e il cibo non digerito nello stomaco, suggeriscono che la morte possa essere avvenuta il 14 dicembre 2021, il giorno della scomparsa. Al contrario, l'assenza di gas putrefattivi e i vestiti puliti potrebbero indicare una morte più recente, vicino alla data del ritrovamento. Un ulteriore elemento che potrebbe fornire nuove informazioni è lo studio del microbiota sui resti di Liliana, commissionato dalla famiglia e condotto dalla ricercatrice Noemi Procopio. I risultati di questa analisi potrebbero dare indicazioni preziose sulla data precisa del decesso. Parallelamente, è stata recentemente presentata una consulenza dallo zoologo Nicola Bressi, su incarico dei legali dell'associazione Penelope, che supporta i familiari di Liliana. Bressi ha identificato 13 specie necrofaghe presenti nell'area boschiva dove è stato trovato il corpo, tra cui cinghiali, volpi rosse e faine. Ha sottolineato che, a causa delle restrizioni della pandemia, l'area era meno frequentata da esseri umani, permettendo una maggiore attività della fauna selvatica. Nonostante ciò, sul corpo di Liliana non sono stati trovati segni di morsi o graffi, portando Bressi a concludere che il corpo non sia rimasto nel bosco per più di 24-48 ore. Questa complessa rete di elementi e analisi scientifiche rende il caso di Liliana Resinovic un enigma ancora da risolvere, con molte domande che sperano di trovare risposta nella superperizia in arrivo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.